marzo manifestazioni dei no Green Pass autorizzate e non nelle piazze dei capoluoghi. Rispondiamo all'appello di Trieste, dicono i manifestanti, protesta pacifica, massicci dispositivi di forze dell'ordine. Sul fronte contagi anche in Veneto, attenzione elevata per l'arrivo della nuova variante plus del coronavirus, la conferma dell'assessore regionale Lanzarino. Terza dose di vaccino anti-Covid per il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Padova. All'ospedale militare l'invito al senso civico passa attraverso il buon esempio. Tragedia della strada a Breganze nel Vicentino. A perdere la vita una donna di 40 anni investita da un'auto questa mattina sotto shock. L'automobilista è un giovane di 26 anni. Rubate nella notte in un parcheggio custodito le biciclette Pinarello di Ganna e compagni, il furto a Roubaix in Francia, ad agire dei professionisti, colpo da 400.000 euro. Il provvedimento che limita la movida in Piazza Europa a Sottomarina rimarrà in vigore per un mese. Il sindaco di Chioggia Armelau determinato è una questione di ordine pubblico. I commercianti veneziani scendono in piazza per manifestare contro le aperture di negozi di pacottiglia e per la salvaguardia di Venezia. È successo in Calle della Madonna nel sestiere di San Marco. Fronte caldo per le manifestazioni no pass in tutto il Veneto. Buonasera, ben ritrovati. Questo è il TG del Veneto con in apertura le immagini delle manifestazioni che ci sono state contro il Green Pass in varie piazze del Veneto. Partiamo con la manifestazione di Padova. L'uomo è sano fino a prova contraria, e questo è il principio ispiratore della manifestazione che si è svolta in una piazza Eremitani gremita. Lo vedete nelle immagini, migliaia a dire no alla certificazione verde. Si sono raccolti con striscioni e cartelloni inneggianti la libertà. Grande il dispiegamento di forze dell'ordine che hanno vigilato sui manifestanti. C'è stato un presidio statico senza corteo per decisione presa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito giovedì in vista delle manifestazioni in centro. Una soluzione che potesse permettere il diritto a manifestare e al contempo garantisse la sicurezza dei cittadini, anche in vista della visita poi annullata del ministro Lamorgese. Ministro Lamorgese che si è collegato in videoconferenza parlando proprio di Trieste. Ha detto Lamorgese: c'è da decidere tra due diritti, il diritto di manifestare e il diritto dei cittadini di lavorare, con tutte le precauzioni del caso che erano state garantite dall'autorità portuale. Il riferimento ovviamente a Trieste, e queste le immagini che vediamo arrivare da Padova. E da Padova ci spostiamo a Belluno, tra gli 800 e i 1000 manifestanti sempre in piazza. Questa volta abbiamo raccolto anche le loro voci, sentite. Contraria a cosa? Al Green Pass. Io sono vaccinata ma sono contro il Green Pass. Ho lavorato fino al 14 con colleghi che tutta la pandemia. Dal 15 in poi i miei colleghi devono pagare o devono farsi sospendere per andare a lavorare. A me non va bene. Ho molti dubbi sul vaccino, ma tanti. E sul Green Pass è una cosa proprio da follia pura. Manifestiamo a favore della Costituzione italiana, contro il Green Pass e per una libera scelta. Questa è la sintesi massima che si può dire. Contro sto governo da non nominare, perché è tutto fuorché democratico. La nostra verità, cosa intendi? La verità di sapere tutta questa cosa che è stata creata, alla fine dov'è il vero e dov'è il falso. Da quanto abbiamo avuto modo di appurare, non esistono granché basi scientifiche, ci sembra che sia più una scelta politica. Forse potremmo scegliere strade meno impattanti sulla vita dei cittadini, come in altri paesi europei, ricorrendo di più all'uso di tamponi e facendo delle politiche diverse. Manifestazione anche a Treviso, non autorizzata, manifestanti in piazza dei Signori che hanno sollevato ancora una volta le proteste dei tanti commercianti che per l'ennesimo sabato pomeriggio di fila hanno dovuto rinunciare allo shopping delle famiglie. Molte anche le manifestazioni nel Trevigiano organizzate proprio nella giornata di oggi, e sempre a Treviso è convocata una nuova manifestazione, questa volta organizzata per domani pomeriggio. E intanto sul fronte dei contagi l'attenzione rimane elevata. 457 sono i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, nessun decesso, ma l'appello è per la terza dose. Arriva direttamente dal direttore generale Benazzi. Lo dico per gli over 60, gli over 80,
la terza dose protegge anche da questa variante Delta Plus. Attenzione elevata in tutte le strutture sanitarie per la nuova variante del coronavirus. Dalla regione al momento però nessuna conferma sulla presenza in Veneto. Ci sono settori e quindi noi stiamo facendo le nostre indagini. Oggi non possiamo esprimerci ancora su una circolazione di una nuova variante, sull'impatto di una nuova variante, quindi non vogliamo assolutamente spaventare nessuno, spaventare i cittadini. Continuiamo con la campagna di vaccinazione che comunque ci protegge e ci permette di tornare alla normalità. Veneto invece è sempre più vicino all'immunità dal Covid. Noi oggi siamo a un 84,2% delle persone vaccinate o che si sono prenotate. Abbiamo capito che oggi si parla di un 90% per una maggiore sicurezza, quindi dovremmo fare l'ultimo miglio. Questo grazie al continuo aumento delle vaccinazioni che vede in testa tra le ULS regionali quella della Marca Trevigiana. Circa 500 vaccinazioni, 600 al giorno di prime dosi. Stiamo anche implementando la terza dose, la booster come si chiama, come si suol dire, quindi sta andando bene, speriamo che questo movimento positivo continui. Con questi dati l'obiettivo dell'immunità di gregge potrebbe essere raggiunto entro fine anno. Noi ci proviamo, ci stiamo impegnando, partirà anche la campagna con i medici di famiglia per quanto riguarda l'antinfluenzale terza dose, ma loro potrebbero anche intercettare quelle persone che sono spaventate, che hanno ancora qualche dubbio e quindi noi ci contiamo, e quindi passo dopo passo raggiungere anche questo 90, se non sarà il 90%, ma avvicinarci molto. Terza dose di vaccino anti-Covid per il Consiglio dell'Ordine dei Medici. L'obiettivo è dare il buon esempio. Guardate. L'esempio è più importante delle parole. È seguendo questo principio che i membri del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Padova hanno ricevuto la terza dose al punto vaccinale dell'ospedale militare. Terza dose necessaria, ribadiscono scendendo in campo e preparandosi alla puntura. Tutto il Consiglio ha aderito a questa, questa manifestazione voluta fortemente dal Presidente per fare in modo di dimostrare anche alla popolazione, ma soprattutto anche ai colleghi, l'importanza di questa vaccinazione, la terza dose come richiamo. Un monito che rivolgono non solo alla platea dei circa 10.000 medici padovani, dei quali sono 52 i sospesi per non essersi vaccinati, ma un invito a tutti i cittadini, non risparmiando stoccate alle minoranze che ogni sabato occupano le piazze. Noi continuiamo ad chiedere alla gente di avere senso di responsabilità nei propri confronti, nei confronti dei propri cari e nei confronti della collettività. Il fatto che la libertà individuale possa superare il bene collettivo è vietato dalla Costituzione, contrariamente a quello che dicono, perché tanti di questi personaggi dovrebbero prima studiare un pochino e poi andare in giro a dire bestialità. Il tutto anche per anticipare le possibili reticenze alla terza dose. Io ho in questo momento la percezione che almeno ho le notizie dei pazienti che mi vengono a chiedere di quelli che non vogliono farlo in questo momento non si manifestano probabilmente, quindi lo vedremo forse un po' più avanti questo se c'è una forte resistenza. Io vedo comunque negli ultra ottantenni, negli ultra sessantenni anche una volontà di vaccinarsi. E sulle piazze contro il Green Pass si è espresso ieri sera su Antenna 3 in diretta, intervistato da Ferdinando Avarino, anche il governatore del Veneto Luca Zaia a tutto tondo anche sui temi dell'autonomia. L'autonomia è molto altro nella tu per tu tra il presidente della regione Luca Zaia e il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino nei 4 anni dalla celebrazione del referendum con cui i veneti hanno chiesto maggiori prerogative. 4 anni e 4 governi, sottolinea Zaia, una trattativa complessa. C'è poco da stare lì seduti in tribuna a dire dai, adesso vogliamo il risultato. Io so qual è la mia forza nelle trattative, che è quella del referendum. Dall'altra parte è un interlocutore che deve firmare. Di certo una certezza ce l'ho, che o la porto a casa o mi faccio dire di no formalmente. Ma questo vuol dire che comunque a Roma non hanno via di scampo, perché se dicono di no ai veneti voglio proprio vedere come la prenderanno i veneti. Covid, vaccini, Green Pass, le proteste di queste ore. Zaia chiede al governo interventi per allentare la tensione. Noi abbiamo bisogno di una pacificazione sociale, me lo lasci dire. Ecco, Presidente, secondo me ha centrato il punto. Il muro contro muro, lo dico a chi governa, e mi ci metto dentro anch'io, che c'è l'obbligo di tendere una mano. Io non voglio dire che il governo deve rivedere la sua politica di sanità pubblica, però ad esempio tendere la mano vuol dire autorizza i tamponi a fai da te.
Olimpiadi, infrastrutture, promozione del territorio, Vinitaly e un'anticipazione sul caso Prosek. Zaia è ottimista, l'iniziativa croata si può bloccare. Questa battaglia va avanti, ma la perdono. Però in teoria la perdono, vero? Perché, insomma, noi abbiamo, le premesse non sono come si dice, migliori. brutto da dire, abbiamo la pistola fumante. Ci sono delle carte storiche che dimostrano, insomma, che questi qua non hanno proprio tutto sto titolo di chiedere la riserva del nome. Infine le recenti elezioni amministrative con la sconfitta rimediata dalla Lega e dal suo candidato Piero Garbellotto a Conegliano, quella che è stata definita a casa di Zaia, conquistata da Fabio Chies, appoggiato dal PD. Hanno fatto la loro corsa al primo turno, hanno vinto perché avevano 7 punti di più rispetto al secondo arrivato, dopodiché il secondo arrivato giustamente si è battuto, ha fatto una bella campagna, ha fatto l'accordo con il PD, senta, se facevamo noi l'accordo col PD, a me sono concesso che lo facessimo e a me sono concesso che loro volessero farlo, i voti avremmo presi noi, avremmo vinto. Quindi il PD è stato determinante, appunto. Ma quanti sono i lavoratori in Veneto che non hanno il Green Pass? La stima oggi l'ha fatta la CGIA di Mestre. Sebbene non siano tantissimi, ci sono oltre 52.000 lavoratori veneti che non hanno il certificato verde. Com'è possibile allora che nonostante queste assenze le imprese non abbiano segnalato alcun problema? Secondo le stime dell'ufficio studi della CGIA, i lavoratori veneti senza vaccino sarebbero scesi a poco meno di 273.000, il 13% del totale. Togliendo 220.000 occupati che regolarmente si sono sottoposti al tampone durante la settimana, in linea teorica rimarrebbero scoperti, ovvero senza Green Pass, 53.000 persone. Una cifra che, seppur non elevata, avrebbe comunque dovuto provocare dei contraccolpi di cui invece non si ha notizia. Forse perché le cose non stanno proprio così. La sensazione è che molti dipendenti siano senza Green Pass e stiano aggirando le disposizioni previste dalla norma recandosi comunque in fabbrica o in ufficio anche se non potrebbero. Nonostante nell'ultima settimana ci sia stata una forte crescita, per la CGIA risulta evidente che il numero dei tamponi eseguibili quotidianamente da farmacie e strutture pubbliche e private rimanga inferiore alle richieste, tanto che il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo ha chiesto alle regioni di consentire alle farmacie la realizzazione dei tamponi oltre l'orario di apertura e anche nei giorni di chiusura. Siamo alla cronaca, una donna di 40 anni è stata travolta e uccisa mentre era in sella questa mattina a Breganze della sua bicicletta. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita una quarantenne di Marostica, Valeria Vellardi, travolta da un'auto condotta da un 26enne vicentino. La donna, che lavorava in un pastificio di Bassano del Grappa, si trovava in sella alla sua bici e stava percorrendo via San Felice a Maragnole di Breganze. Pare che all'origine della tragedia ci sia stato un sorpasso azzardato dall'automobilista diretto verso Mirabella, che ha centrato in pieno la ciclista che viaggiava nell'opposto senso di marcia con direzione Sandrigo. I sanitari del SUEM 118 hanno trovato Valeria Vellardi in arresto cardiaco con un trauma cranico e una ferita sulla clavicola. Hanno tentato il tutto per tutto, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Thiene che hanno sequestrato i mezzi, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel Padovano, perché questa mattina la polizia è intervenuta in via Isonzo lungo l'argine del Bacchiglione, dove è stato rinvenuto il cadavere di una ragazza ventenne di nazionalità rumena. La vittima, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa, aveva avuto dei problemi legati a dipendenze da sostanze, darà in cura al SERD. Dai primi rilievi si esclude l'intervento di terzi. Sono comunque in corso accertamenti per appurare le cause del decesso. Toccante cerimonia questa mattina per ricordare Beatrice Berti, la nostra guerriera scomparsa a soli 14 anni lo scorso giugno. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.
Una targhetta intitolata a Beatrice Berti, la Bezzi, apposta dai fratellini Giacomo e Nicola sull'albero piantumato al Giardino Parolini per ricordare la 14enne scomparsa improvvisamente lo scorso giugno. La Bezzi, una guerriera, la nostra guerriera che tutti e tutte voi avete imparato a conoscere e amare. Era lei che con la sua grinta, la sua carica esplosiva, la sua forza era riuscita a far fare all'allora giunta comunale guidata da Riccardo Poletto importanti passi in avanti verso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Beatrice esigeva che Bassano fosse una città a misura di tutte e tutti, una città inclusiva nel senso più completo del termine. Una pianta, simbolo di vita, di gioia e speranza, d'ora in poi custodirà lo spirito di Beatrice. Protagonisti gli ex compagni e compagne di classe di Bea e gli studenti e studentesse dell'indirizzo musicale della Vittorelli di Bassano, che hanno circondato d'affetto la famiglia della nostra leonessa. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei, se non te avessi con me, a te che reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. Una giovane donna colma di speranze e ideali, un fiume in piena che non può fermare il suo impeto ma deve continuare a scorrere. È toccante il messaggio di mamma Valentina Pasini. Mi rivolgo soprattutto a voi ragazzi perché è da voi che abbiamo ricevuto la forza più grande in questi mesi e abbiamo scoperto lati di Beatrice che non conoscevamo. E abbiamo visto quanto veramente le volete bene. Beatrice manca tanto e immagino mancherà tanto anche a voi come manca a noi, ma lei è qui e ci ricorda sempre che le sue battaglie non sono morte insieme a lei, ma sono ancora vive e abbiamo il dovere di portare avanti quello che lei ci ha insegnato. Presente alla cerimonia ex sindaco e vice sindaco di Bassano è proprio Riccardo Poletto che conferma la grandezza di questa ragazza. Ho imparato molto da lei, ho imparato molto sia sul piano personale perché era una ragazza di un coraggio, di una determinazione, di un ottimismo travolgenti, ma ho imparato anche a guardare e a progettare la città in maniera diversa, cioè guardare la città dal punto di vista davvero di tutti e ogni volta che si tratti di un marciapiede, di un edificio pubblico, di una giostra, di un parco, pensare dobbiamo farlo in modo che davvero sia accogliente e inclusivo per tutti. A Beatrice la scuola Vittorelli ha voluto intitolare anche una classe al piano terra dell'edificio che aveva frequentato sino allo scorso giugno, con una targa realizzata da un insegnante che semplicemente racconta Bea. Ora a Roubaix in Francia, dove nella notte sono state rubate le biciclette Pinarello della Nazionale Azzurra al velodromo. Le bici di Filippo Ganna e compagni sono state trafugate all'interno di un parcheggio custodito dove il furgone su cui erano state caricate è stato scassinato. Sparite complessivamente 20 biciclette, di cui 15 da pista, valore 400.000 euro. Si tratterebbe dell'opera di professionisti che hanno agito prendendo di mira proprio quel furgone nel parcheggio privato dell'albergo. I ladri, questo il dispiacere manifestato dallo stesso Fausto Pinarello, hanno portato via anche le biciclette delle Olimpiadi di Tokyo. Siamo nel veneziano Sottomarina, limitata la movida in Piazza Europa ancora per un mese. Il sindaco Armelao promette di non voler mollare la presa. Nessuno è contro la movida, ma noi siamo per il rispetto delle regole e per la convivenza civile. Il neosindaco di Chioggia, Mauro Armelao, rivendica con convinzione l'ordinanza che interessa la chiusura anticipata dei locali nell'area di Piazzale Europa a Sottomarina. Il primo cittadino afferma di avere il preciso dovere di evitare queste scene. Le risse che sono quasi quotidiane nei fine settimana creano ovviamente preoccupazione nella popolazione, quindi un sindaco con coraggio deve prendere determinate decisioni. Intanto questa ordinanza ha la durata di un mese, poi un mese vedremo come sarà la situazione. Prima di tirare le somme sull'efficacia del provvedimento, la movida nell'area dovrà quindi passare un mese di quarantena, nel corso del quale si cambia regime con le seguenti disposizioni. Alle ore 22
gli esercizi commerciali che si affacciano su Piazzale Europa devono chiudere e non ci deve essere più musica, perché quella non è una discoteca all'aperto. Noi, ripeto, non siamo contro chi lavora, non siamo contro i giovani che vogliono divertirsi, ma siamo per il rispetto delle regole, come dicevo prima, e quello è un quartiere densamente popolato, quindi ci vuole anche il rispetto delle persone che vivono. Armelao si toglie però anche un sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciata alla precedente amministrazione comunale a maggioranza 5 Stelle. Se siamo arrivati a questo punto, afferma, è anche colpa di quello che definisce il lassismo di chi l'ha preceduto. Io ho il diritto di garantire la convivenza civile tra tutti e la sicurezza e anche l'ordine pubblico in città. A Venezia i commercianti scendono in piazza per manifestare contro l'apertura di negozi cosiddetti di paccottiglia. Vediamo di cosa si tratta. Negozianti in strada per protestare contro il fenomeno della vendita di prodotti definiti paccottiglia a Venezia e contro l'affidamento degli immobili a chi ha il solo obiettivo di fare soldi vendendo oggetti di qualsiasi tipo. Il manifesto affisso sulle loro vetrine si conclude così. Calle della Mandola si ribella e chiede ai proprietari degli immobili commerciali di partecipare alla salvaguardia di Venezia, selezionando la qualità delle imprese cui affidano i loro negozi. Noi crediamo che sia giusto investire insieme, quindi il proprietario del fondo e il commerciante investono insieme su un progetto di lungo periodo per poi trarre insieme un profitto maggiore nel tempo. L'assessore al commercio Costalonga annuncia un nuovo regolamento comunale con indicazioni ben precise sulla merce in vendita, con percentuale di prodotti locali, una stretta sul materiale non made in Italy e l'obbligo di fideiussione bancaria per chi proviene da paesi al di fuori dell'Unione Europea. Costalonga lancia un appello a Sovrintendenza e Presidente della Regione. E chiediamo di sostenerci come ha fatto nel 2018 quando abbiamo vincolato quelle che sono le aree della zona rialtina e zona di San Marco. Questa iniziativa deve arrivare a comprendere tutta la parte storica della città veneziana. Calle della Mandola e Calle della Carità sono un'affollata arteria che collega Campo Manina a Campo Sant'Angelo in sestiere di San Marco, che oggi si pone come avanguardia alla resistenza al turismo di massa. C'è la necessità di espandere quel regolamento per difendere il tessuto sociale e produttivo e l'artigianato locale, i residenti, quelli che veramente danno quell'in più a una città che sta soffrendo. Una sofferenza che lo scultore Giorgio Bortoli ha denunciato con un leone marciano in croce regalato all'assessore Costalonga. Vedo la città, sento la città messa ingessata e in croce. Dobbiamo fare squadra perché oggi in Calle della Mandola, ieri in Piazza San Marco, ragazzi, popolazione deve unirsi per essere costruttivi. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, in visita in Veneto, un'occasione per parlare di attualità e progetti nel calcio dilettantistico. Un incontro all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha fatto visita in Veneto per mantenere una promessa alle società del Lido, che 2 anni fa subirono gravi danni a causa dell'acqua alta. Ma è stata anche un'occasione per parlare di alcuni temi di attualità, come il vincolo sportivo, i problemi dei settori giovanili e la riforma dei campionati. La nostra proposta è quella di ridurre sensibilmente, come dicevo prima, per questioni di sostenibilità il calcio professionistico, le società di calcio professionistico, e per quanto attiene la Lega Dilettanti avere la possibilità di non, se oggi impieghiamo, tanto per dire, 3 campionati per arrivare in Serie A, C, B e A, non vorremmo che insomma, le nostre società possano da questo punto di vista essere penalizzate e allungare, diciamo, eventualmente aggiungere uno scalino o 2 scalini a quelle che sono ora le prerogative delle nostre società. Altro argomento di discussione è quello legato all'abolizione del vincolo sportivo. C'è bisogno di concordare nel migliore dei modi e soprattutto evitare penalizzazioni al nostro mondo, al mondo del calcio dilettanti, perché il vincolo sportivo è l'unico titolo che una società di calcio dilettantistico ha. Il presidente Ruzza ha ringraziato società e volontari, parlando poi delle difficoltà legate al settore giovanile. Siamo in sofferenza però, perché non è tutto oro quel che luccica, siamo in sofferenza per il settore giovanile. Perché? Oggi abbiamo perso abbastanza ragazzi, insomma. Mentre nei dilettanti siamo alla pari dell'anno scorso o di 2 anni fa, pre-pandemia, con i ragazzi stentiamo perché
dilettanti, secondo me, nel momento topico drammatico, come diceva il Presidente, della pandemia, si sono rivolti ad altri sport, preferibilmente sport singoli. Però noi contiamo che le nostre società sono bravissime, i nostri volontari sono eccezionali e l'appeal che ha il calcio non se l'ha, con tutto rispetto, nessun altro sport. Questo era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, andiamo insieme a vedere le previsioni del tempo, poi a seguire il TG che arriva dalla città veneziana. Arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Perturbazione al sud, mentre al nord torna l'alta pressione ed ecco che sul nostro territorio avremo una domenica 24 ottobre all'insegna del bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto avremo occasionali foschie in mattinata. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso sulle prealpi con aria limpida e ottima visibilità. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve calo, minime tra 3 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Diamo uno sguardo ora alla situazione del Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui una splendida giornata ampiamente soleggiata, cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche addensamento ma del tutto innocuo, nel complesso tanto sole come vediamo su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.